Momento storico per Agrigento che dopo 8 secoli può nuovamente vantare un cardinale nella Basilica di San Pietro, l'imposizione della berretta cardinalizia a Don Baldo Reina, avvenuta sabato 7 dicembre, dallo stesso Papa Francesco. Prima di Don Baldo l'ultimo cardinale agrigentino fu Ludovico Bonito nel 1350, che ricoprì il ruolo di cardinale e arcivescovo cattolico. Don Baldo Reina, attualmente vescovo ausiliare e vicereggente della diocesi di Roma, diventa oggi un nuovo vicario della diocesi, oltre a ricevere il titolo di cardinale, un traguardo che segna un'importante evoluzione per la Chiesa agrigentina e romana, celebrando l'impegno e la dedizione del nuovo cardinale nella sua lunga carriera ecclesiastica. Arcipriano de Manupeti, et nove ecclesiane principis apostolorum, dilectionem tuam et ream ecclesiam favorari. Ad honorem Dei Onnipotenti, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi comittimus titulum Sancte Maria Assunte et Sancte Iosefi Regione Vulgo Prima Valle. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Don Baldo Reina è stato consacrato il 29 giugno del 2022 a San Giovanni Laterano dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Gli è stata poi assegnata la delega per i seminari e le vocazioni. Monsignor Reina è nato il 26 novembre 1970 a San Giovanni Gemini, in provincia e arcidiocesi di Agrigento, è entrato nel seminario arcivescovile nel 1981, nel 1995 ha conseguito il baccalaureato in Sacra Teologia. Nel 1998 la licenza in teologia biblica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. È stato ordinato presbitero l'8 settembre 1995. Dal 1998 al 2001 è stato assistente diocesano di Azione Cattolica e vicerettore del seminario arcivescovile di Agrigento. Dal 2001 al 2003 parroco della Beata Maria Vergine dell'Iria di Favara. Dal 2003 al 2009 prefetto degli studi dello Studio Teologico San Gregorio Agrigentino dal 2009 al 2013, parroco di San Leone di Agrigento dal 2013 al 2022, rettore del seminario maggiore della città. Diversi fedeli agrigentini che si sono recati nella capitale con i pullman, in particolare della Soggittanatia San Giovanni Gemini e di tutto l'Agrigentino. Anche il comune di Cammarate è stato rappresentato ufficialmente alla cerimonia dall'assessore comunale Giusi Coniglio, che ha manifestato l'orgoglio della comunità cammaratese, e quella del sindaco Giuseppe Mangiapane, che ha fatto gli auguri a Sua Eminenza Baldo Reina, affermando come il suo esempio di fede e di umiltà e dedizione continua a ispirare tutti noi e le generazioni future. Al Vaticano anche il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, accompagnato dalla moglie, che ha voluto presenziare alla manifestazione liturgica, come lui stesso ci ha dichiarato. Un'impressione positiva nei confronti di un prete che ha sempre manifestato la sua serietà, il suo impegno sociale, il suo impegno nei confronti degli ultimi, dei più deboli, dei più poveri, e sono contentissimo che ci sia un prete agrigentino che ha raggiunto questo traguardo e sono felice di essere lì a Roma presente per festeggiare con altri agrigentini questo evento.